Mister, l'ha decisa una rete di Orfeini proprio allo scadere, una partita che sembrava inchiodata sullo 0-0, purtroppo terza sconfitta consecutiva per il Chievo. Che cos'è mancato oggi? Bah, è mancato negli episodi, diciamo che non è mancato nulla, se devo essere sincero. Questa è la sensazione che ho, è quello che ho appena detto alla squadra. Non ho nulla da rimproverare a nessuno dei ragazzi, né quelli che sono partiti, né quelli che sono entrati, e sono sicuro che quelli che, se fossero entrati, avrebbero dato il loro contributo al massimo di quello che possono dare in questo momento. Quindi abbiamo perso, libertà ai leoni da tastiera e alle persone disfattiste, ma la verità è che questa è la sensazione che ho. Ci sono state altre gare, 2 gare fa se non sbaglio avevo parlato di atteggiamento, avevo avuto un altro tipo di sensazione. L'ultima partita contro il Club Milano avevamo dato qualche segnale che avevamo provato. In ogni caso i ragazzi stanno dando quello che hanno al massimo, si stanno allenando al massimo delle loro potenzialità, col massimo dell'impegno, quindi portiamo a casa una sconfitta che fa male, perché perdere fa sempre male, però bisogna anche analizzare per bene quello che è la situazione, quello che è la rosa, e quindi ci portiamo a casa questa sconfitta. Da martedì ci alleneremo al massimo, esattamente come abbiamo fatto questa settimana o come abbiamo sempre fatto, per provare a vincere la prossima, visto che nel calcio ci si dimentica in fretta e la partita che conta è sempre quella più avanti.